sappiamo, da sempre l'uomo ha avuto sempre, diciamo, è stato attratto dai misteri, nonostante stiamo nell'era moderna, ha questa sua, diciamo, curiosità, o anche definire che ha paura per le profezie dei tanti veggenti che comunque si sono verificate nei vari secoli. Profetizzano la tanto temuta Apocalisse, che secondo loro sarebbe la fine dei tempi, anche se la parola Apocalisse per tante persone sarebbe la rivelazione, però in tanti credono che sia la fine dei tempi, quindi la fine dove Dio giudicherà l'uomo e metterà fine a tutte le sofferenze. Diciamo che tra i più temuti troviamo quelli di Nostradamus, di Baba Vanga, di Padre Pio e anche quella giustamente della Bibbia, cioè dell'Apocalisse di Giovanni, quindi diciamo che quella più originale sarebbe quella della Bibbia, dove si profetizza che accadrà davvero di tutto, dai terremoti, cambiamenti climatici, stelle che cadono dal cielo, i famosi quattro cavalieri che arriveranno per dare una punizione divina, e poi ci sarebbe la venuta di Gesù che sconfiggerà il male, ed infine ci sarà il famoso giudizio finale. Quindi diciamo che in effetti tutti questi cataclismi che ora si succedono, le persone credono che sia la fine dei tempi, in effetti, che ne so, tsunami, terremoti, oppure quando si fa il sole si fa nero perché avviene, diciamo che... Ma tante cose sono che gli uomini tendono a credere che sia la fine dei tempi, ma ultimamente i pesci del Mar Morto hanno detto la profezia di Ezechiele si sta avverando, quindi diciamo che l'uomo tende sempre un po', non ad esagerare, però ad ingrandire un po' la cosa, quindi diciamo che non è che tutti i fenomeni possiamo attribuirli alla fine del mondo oppure all'Apocalisse come chiamano loro. Anche Nostradamus è stato un grande veggente francese che nei secoli lui ha indovinato, secondo le sue famose quartine, tante cose che poi si sono avverate all'ordine del giorno, quindi diciamo che tutti questi agenti, poi ce ne stanno altri pure, profetizzano questa tanto fine del mondo. Quindi alla fine tutti e quattro, in effetti, i leggenti, anche altri che non ho citato in questa qui, alla fine il risultato è sempre lo stesso, cioè la fine del mondo. In tutti gli esempi tutto ciò, diciamo, è dovuto dalla collera di Dio verso gli uomini che ormai vivono nel peccato, e nonostante i tanti avvertimenti che si susseguono tutti i giorni non cercano di cambiare. In effetti possiamo dire che è vero, possiamo dire che non è vero, sono coincidenze, casi, comunque questo nessuno lo sa. È vero che qualche profezia, molte profezie che erano state previste secoli prima si sono avverate secoli dopo, questo è vero, però ragazzi nulla è per scontato, che poi la parola Apocalisse non significa fine del mondo, l'ho sempre detto, ma rivelazione, quindi la gente pensa che quando si dice Apocalisse significa fine del mondo. In realtà la parola Apocalisse sarebbe solo rivelazione, poi ognuno la interpreta come vuole. Ma a finale in tutti i meteoriti colpiranno la Terra, sono tutti eventi naturali. Non credo che Dio ci punirà in questa maniera, anche perché non sarebbe normale. Quindi come sempre ho detto, se Dio ci sta sarà un Dio buono, quindi penso che a giudicare giudicherà così, però non credo che faccia arrivare questa fine del mondo, così come la descrivono le persone, i profeti, l'Apocalisse, la stessa Bibbia. Io credo che per parte mia un giorno scenderà e giudicherà, basta. Come dire, tu sei stato bravo Andrea, anche se questa non la vedo neanche giusta, perché come dico
dico sempre, chi è stato anche cattivo può ravvedersi sempre. Quindi è un po' strano, è un argomento che è vario, quello è il problema, quindi ci stanno mille accettature, mille interpretazioni, quindi sarebbe proprio una cosa lunghissima. Però io credo che non ci sia nessuna apocalisse e che tutto quello che stiamo affrontando in questi ultimi giorni sia colpa nostra, quindi basta dare la colpa a Dio per quello che succede, la colpa è tutta nostra, perché se il pianeta sta messo male così, la colpa è tutta nostra. Che poi l'asteroide colpisce la Terra, questa è anche una cosa naturale, che è avvenuta tanti secoli fa, è avvenuta e continuerà sempre. Il problema è che se cade uno grande addio a tutti, se cade uno piccolo farà qualche piccolo danno, ma comunque da quando il mondo è nato gli asteroidi hanno colpito la Terra, quindi c'è stata l'estinzione dei dinosauri, l'estinzione dei quelli, quindi credo che prima o poi ci sarà anche la nostra. Quindi penso che sia proprio un fatto tutto naturale. Può darsi che per quanto colpirà la Terra l'uomo abbia fatto progressi per deviare o distruggere un asteroide o perlomeno aver trovato un altro pianeta abitabile. Quindi, oppure vivere in colonie come si vede nei film di fantascienza al di fuori nello spazio. Quindi credo che in un futuro non molto lontano credo che l'uomo si evolverà in qualcosa di meglio, quindi credo che possa riuscire con la tecnologia a salvare i nostri. Non ci sono. Che poi ragazzi è vero, qua nessuno lo sa. Questo è un mio parere, non è che poi gli altri possono pensare come vogliono. Anche questi famosi 3 giorni di buio di Padre Pio, dove nessun uomo deve mettere la testa al di fuori. Quindi non... quante volte sono stata pure diciamo i testimoni di Geova hanno detto la fine del mondo è vicina, hanno dato date e poi non si è avverato nulla, quindi sono secoli e secoli che si dicono queste profezie, però fino a mo' non si è avverata mai nessuno, quindi non credo si avvererà in futuro. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata. Per quanto riguarda le profezie, sempre da come le vedi, c'è chi crede che succederà e chi crede che non succederà. Per parte mia non credo che succederà. Che poi succede, mamma mia, e allora che Dio ci aiuta allora. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.